Aveva solo 29 anni Sara Guernier, la giovane di Stretti, frazione di Eraclea, che ha perso la vita in un tragico incidente stradale in località Tombolino. La giovane, molto conosciuta anche per la sua attività lavorativa in un locale di Jesolo, era in sella ad una motocicletta guidata dal suo compagno, un 26enne che nell'incidente ha riportato lievi ferite. La coppia stava percorrendo via Piave sulla strada che da Eraclea porta a San Donà di Piave. Attorno alle 23:30, all'altezza di una curva, la moto è uscita di strada per cause che sono al vaglio dei carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo su cui viaggiava la sfortunata giovane sarebbe andato a sbattere contro un guardrail e forse anche contro un'automobile. Nonostante i soccorsi, il personale del 118, intervenuto assieme ai vigili del fuoco, ha dovuto constatare il decesso della 29enne. Qualche ora prima, nel tardo pomeriggio, aveva perso la vita in Alto Adige un 53enne di Mestre. L'uomo, di professione agente di commercio, era al volante della sua auto a Val d'Aura di Mezzo, in Valpusteria. Al momento dell'incidente che gli è costato la vita era al telefono con la moglie, alla quale avrebbe detto di avere un malore. La macchina è uscita di strada finendo in un burrone dove si è ribaltata più volte. I sanitari, intervenuti sul posto assieme ai vigili del fuoco e al soccorso alpino, avevano allertato l'elisoccorso per un intervento che poco dopo è stato tragicamente annullato, quando i soccorritori hanno constatato che per l'uomo non c'era più niente da fare.